Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. Quest'oggi ci dedichiamo al futuro della città della Speranza e lo facciamo con un ospite d'eccezione che è il generale Stefano Lupi. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Grazie. Che oltre ad essere l'amministratore delegato dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza è anche ispettore regionale per il Veneto dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri. E qui appunto è il senso anche della divisa che oggi ha indossato, due cariche che sono assolutamente compatibili, in quanto l'Associazione Nazionale Carabinieri spesso è stata anche al fianco della Città della Speranza, così come di tantissime realtà del nostro territorio, per dare sostegno ed aiuto. È anche presidente della sezione di Padova dell'ANA ed è stato anche un uomo, un militare importante, perché era a capo delle operazioni di questo gruppo che si chiama Ohio, che si occupa proprio di operazioni, di organizzazioni, di logistica sul piano internazionale per il Veneto e anche per l'interregionale. Grazie intanto generale, benvenuto. Grazie a voi. Grazie. Allora, diamo un po' un senso a questa divisa che tante volte abbiamo visto operare nelle situazioni di tutti i tipi, dalla cronaca alle emergenze nazionali, ma che ha appunto al suo fianco anche l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, che a sua volta in tante operazioni di protezione civile, ma anche di semplice aiuto, dalle manifestazioni locali ai grandi eventi, abbiamo sempre visto operare. Raccontiamola un po'. L'Associazione Nazionale Carabinieri è una bellissima realtà che mette nelle condizioni coloro i quali hanno speso con il cuore una vita a favore della collettività la possibilità di continuare a poter essere utili impiegando tutte quelle che è la professionalità acquisita in tanti anni. Come stava dicendo lei, io dopo una vita trascorsa con l'uniforme dell'Arma dei Carabinieri ho chiuso il mio percorso professionale qui a Padova e mi è sembrato naturale poter continuare ad essere utile con l'Associazione Nazionale Carabinieri, che è un'associazione combattentistica e d'arma, che è nata nell'attuale conformazione con un decreto del Presidente della Repubblica del 1956, il 1256 appunto. Quindi avete anche un compleanno importante quest'anno. Abbiamo un compleanno importante, chiaramente come tutti i compleanni ci teniamo a mostrare l'età che ci ha portato ad una maturità sempre migliore, ma una brillantezza che è quella che ci offre il voler continuare a poter tenere saldi i legami tra l'arma in servizio e l'arma non più in servizio attivo, ma soprattutto tenere alto lo spirito e l'attaccamento alla nazione, alla patria, il vincolo che lega i militari che hanno prestato servizio e quelli che ancora lo prestano, e così in tutto il territorio nazionale. Una realtà che oltre ad essere associazione combattentistica e d'arma, che ha il desiderio di poter essere utile nel sociale, ha assunto una conformazione molto più rilevante, con una compartimentazione che si dedica alla protezione civile e al volontariato. Questi sono degli aspetti significativi, perché i nuclei di protezione civile, che sono la bellezza di 32 con 900 unità pronte ad essere dispiegate in caso di calamità naturali, hanno altrettanta forza dei nuclei di volontariato che, senza dover essere impiegati in caso di calamità, però affiancano quelle che sono le istituzioni pubbliche in tutti gli eventi in cui c'è la necessità di gestire una gran massa di partecipanti. In questo siamo affiancati anche da un consistente gruppo di donne che sono definite le benemerite, che inizialmente erano le mogli dei carabinieri, e poi con l'apertura e la possibilità di arruolare anche le donne c'è stata una riconformazione, per cui le giovani che avranno prestato servizio nell'arma, piuttosto che ancora le nostre
nostre mogli, piuttosto che fidanzate, figlie, quindi tutti i familiari, vanno a costituire un altro nucleo che riusciamo ad impiegare nel sociale. Quindi una organizzazione che ricalca sostanzialmente quello che è la realtà dell'Arma Territoriale, con 180 sezioni e 21.000 iscritti. E in Veneto? Questi sono in Veneto? Questi sono i dati del Veneto, perché sul territorio nazionale le sezioni sono 1700 con circa 190.000 iscritti. Una realtà veramente importantissima, infatti effettivamente vi vediamo dappertutto, nelle piccole come nelle grandi manifestazioni, quindi è un numero importante. Grazie a delle convenzioni che vengono fatte con le amministrazioni comunali, il personale dell'Associazione Nazionale Carabinieri è presente in tutti gli eventi significativi, come possono essere sagre, feste, i mercatini di Natale, oppure ancora di più quelle che sono delle necessità di gestione di siti particolarmente interessanti, quindi controlli a musei, attività come è stata di recente al Santo, per le feste di Sant'Antonio. Ma ancora di più da ultima l'attività giubilare, ma quando c'è stata la necessità di rimuovere, smontare e portare il Gattamelata, la statua del Gattamelata che è stata sollevata per la ristrutturazione, c'era chiaramente un nucleo di carabinieri del gruppo di volontariato della sezione di Padova che ha assistito a tutte quante le operazioni. È un'attività magari che si svolge un po' nell'ombra, ma effettivamente è un'attività importante di affiancamento di tante realtà del Veneto, e appunto anche in situazioni di particolare emergenza si rivela importante, perché come ha detto lei sono tutte persone che hanno anche una competenza, che magari hanno maturato con la divisa e la trasferiscono poi anche nelle attività di protezione civile. Un'attività professionale che ha portato ad acquisire delle competenze che continuano ad essere aggiornate. Tutto il personale che viene impiegato sia nel volontariato, nel sociale che nella protezione civile, visto e considerato che comunque facciamo capo all'organizzazione regionale, è costantemente aggiornato. Ci sono corsi che vengono portati avanti con qualifiche che vengono rilasciate e grazie alle quali si è in grado di partecipare nei contesti più ampi per poter riuscire a fare il lavoro di squadra. Un lavoro di squadra che l'Arma dei Carabinieri, a favore della quale l'Associazione Nazionale, così come delle altre forze di polizia e della polizia locale, si mette sempre a disposizione per affiancarli. Stiamo parlando sempre di volontariato, quindi pensate appunto anche all'importanza sociale di una realtà di questo tipo. Una realtà sociale che è quella che i militari che lavorano con tanto slancio per il prossimo hanno servito fin da quando vestivano l'uniforme, quindi è un tutt'uno la prosecuzione, il piacere di poter vedere la soddisfazione del proprio concittadino a poter trascorrere dei momenti sereni o in caso di situazioni di emergenza a poter dare un sollievo. È una divisa che non si smette mai, insomma, questa. Gli alamari sono cuciti sulla pelle. È vero, ed è vero appunto che quando una persona è abituata per tutta la vita a prestare con questo spirito di servizio, a servire, effettivamente penso che sia una cosa che rimane come un punto d'onore anche perché qualifica la vita delle persone. Non solo, ma quello che è bello è che è la normalità. Quindi è una cifra, quella dell'Arma dei Carabinieri, quella dell'Associazione Nazionale Carabinieri, che caratterizza la vita di tutti i giorni, quindi una quotidianità che non ha nulla di speciale, ma quello che noi vorremmo tutti facessero per gli altri. E poi c'è la parte rituale, quella delle celebrazioni, della presenza anche durante le cerimonie, anche quello ha un ruolo importante di testimonianza. Quello vuol dire essere testimoni di realtà che ci hanno preceduto e preservarne la memoria. Quindi, come dicevo in esordio, siamo un'associazione combattentistica e d'arma. Nel momento in cui ci sono degli eventi che possono essere la festa delle forze armate, ma da ultimo c'è stato la festa della Madonna dei Noli con il ricordo dei sacrifici fatti, piuttosto che della devozione di categorie che tutti i giorni sono al servizio della città di Padova,
comunque noi, come le altre associazioni combattentistiche d'arma, siamo presenti per testimoniare, sottolineare e non voler dimenticare. E poi tra di voi c'è una parte conviviale anche o no? Allora, noi siamo in grado nei momenti di non impiego di poterci prendere anche dei momenti di svago, quindi sì, ci sono dei momenti in cui le sezioni organizzano dei ritrovi con le famiglie, sono gli auguri di Natale, sono l'assemblea generale, piuttosto che momenti in cui insieme all'Arma in Servizio ricordiamo delle celebrazioni tipo la festa dell'annuale della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, la celebrazione della nostra patrona che è la Madonna Virgo Fidelis, e quindi ci sono dei momenti in cui si pensa a ritrovarsi per confrontarsi e soprattutto per vivere in serenità dei momenti che chi lavora sempre a favore degli altri si merita. Assolutamente. Ecco, volevo chiarire anche con il nostro pubblico il suo ruolo, ispettore regionale, che magari il suo è un ruolo di coordinamento sostanzialmente e di vigilanza. Allora, quello dell'ispettore regionale è un ruolo di coordinamento perché la realtà territoriale delle sezioni proceda sempre nel rispetto delle direttive che vengono date dalla Presidenza nazionale in un'unica direzione, ma per chi ha vissuto tutta la vita nel rispetto delle regole non è in realtà molto difficile, è la normalità anche questa, però ci possono essere delle caratterizzazioni che sicuramente abbiamo e cerchiamo di riuscire a rendere più possibile accessibile a tutti quanti. Allora adesso io faccio una sorpresina al nostro pubblico e tiro fuori qui a sorpresa una cosa, che è questo panettone della Città della Speranza, perché siamo vicini a Natale, l'abbiamo fatto vedere anche ai telegiornali, lo shop della Città della Speranza che è dentro all'Ipercity di Albignasego, abbiamo fatto vedere anche la festa per i 30 anni della Fondazione Città della Speranza, abbiamo detto che il generale è anche l'amministratore delegato dell'Istituto di Ricerca Pediatrica, che è il cuore della ricerca all'interno appunto della Città della Speranza. Bisogna sostenerla questa ricerca, quindi il panettone lo mettiamo al centro e adesso la facciamo parlare un po' anche di questo, perché non solo ci sono i 30 anni, come evidenzia appunto anche il panettone che abbiamo messo al centro, ma c'è stata anche una grande festa l'altro giorno al Teatro Sociale di Rovigo, di Vicenza, scusate, dove un po' è stato messo in mostra quello che è stato fatto in questi 30 anni, quanti amici si sono raccolti intorno alla Città della Speranza, con quale speranza proprio si guarda a un futuro. Infatti hanno scritto pronti per i prossimi 30 anni, e questo è un po' lo spirito con cui si sta procedendo. Sì, perché l'approccio è 30 anni alla volta, per cui passati i prossimi 30, chi in quel momento li celebrerà sarà pronti per i successivi e ulteriori 30 senza mai fermarsi. La speranza è quella di poter diventare inutili, cioè avere una struttura che non si debba più preoccupare di queste malattie, ma un presidio accademico di ricerca a favore dei piccoli è una certezza che è nata 30 anni fa, che è nata sull'onda emotiva di un evento importante, un lutto che ha colpito un giovane di appena 13 anni che purtroppo per una leucemia non è riuscito a avere la fortuna di crescere. La sua famiglia ha ben pensato che quelle situazioni non si sarebbero più dovute verificare e quindi si è impegnata e continua ad impegnarsi a raccogliere dei fondi per poter rendere allora il contesto in cui le cure venivano fornite il più accogliente possibile, e una volta sistemate le strutture, quindi parlo del reparto di oncoematologia pediatrica di Padova piuttosto che del pronto soccorso pediatrico di Padova e di Vicenza, hanno pensato loro e
tutta una serie crescente, sempre più crescente, di persone di buona volontà a raccogliere fondi da dedicare alla ricerca. Stiamo vedendo il risultato nelle immagini che scorrono, che è questa torre della ricerca, che è veramente un luogo immenso in cui ci sono più di 200 ricercatori all'attivo e moltissime ricerche in corso. Sono 17.500 metri quadri di laboratori dove i 200 ricercatori dell'Università di Padova, che riescono ad operare in virtù di un accordo quadro che c'è tra la Fondazione Città della Speranza, l'Istituto di Ricerca Pediatrica, che è il braccio operativo, l'Università di Padova e l'azienda ospedaliera, per portare avanti ogni ricerca possibile, necessaria. Fino adesso sono stati condotti più di 170 progetti per riuscire a sconfiggere la malattia tumorale del sangue, ma ogni patologia pediatrica è all'attenzione dei nostri ricercatori, ricercatori che riescono a sviluppare delle attività che li hanno portati ad essere dei riferimenti nazionali ed internazionali. All'Istituto di Ricerca Pediatrica c'è un centro importante di diagnostica avanzata. Questo vuol dire che facendo parte di un network di ospedali pediatrici, ogni patologia riscontrata fa sì che vengano inviati nei nostri laboratori i reperti per poter essere analizzati e per poter centrare la cura che deve essere tarata sul paziente. Ricordo anche che ci sono delle strumentazioni d'avanguardia all'interno di questa struttura. L'ultima abbiamo visto il microscopio confocale che è stato inaugurato, poi vengono fatte ricerche addirittura su piccoli organi miniaturizzati in cellule per vedere come si comportano, e quindi viene fatto tutto uno studio preliminare su queste malattie, che è già un test, diciamo, molto avanzato di quella che sarà poi la cura. E questo mi porta anche a parlare del prossimo futuro, perché avete all'orizzonte la costruzione di questa cell factory. So che ormai dovremmo esserci con le autorizzazioni, insomma stiamo aspettando gli ultimi passaggi burocratici e poi si dovrebbe partire. Sì, sullo stesso sedime, accanto all'attuale torre, verrà costruita un'altra struttura dove troveranno ospitalità altrettanti ricercatori, ma dove soprattutto su un piano verrà realizzata una cell factory, che è quindi una sorta di piccolo laboratorio farmaceutico dove possono essere, previo chiaramente tutte le autorizzazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco piuttosto che dell'Agenzia Europea del Farmaco, trovate quelle soluzioni farmaceutiche che consentano la cura del bambino, del malato. Da tenere in considerazione che la cifra dell'istituto è la ricerca traslazionale. I nostri ricercatori sono, oltre a medici, anche biologi, e loro si trovano a doversi confrontare con le realtà che i medici, tutti impiegati al nostro Policlinico Universitario di Padova, fanno presente in base a quello che riscontrano tra i loro pazienti. Quindi la mattina nel reparto, il pomeriggio nei laboratori a ricercare. Con questa cell factory, che sarebbe la più grande, e ce n'è un'altra un po' più piccola a Vicenza, ma una realtà così significativa sarebbe sicuramente la prima, consentirebbe di poter fare l'ultimo miglio verso una ricerca sempre più pregnante, significativa a favore dei nostri piccoli. Tantissimi volontari anche che si muovono intorno alla Fondazione e alla Città della Speranza nel suo complesso, anche all'IRP, quindi, che ne è appunto il braccio operativo. E volevo tornare un po' a questa festa, perché è giusto anche celebrare, no? Tutto questo lavoro che è stato fatto. Avete tanti amici, avete portato Red Garzian, avete portato anche il Presidente della Regione Veneto, ho visto, ma il pubblico era composto proprio di tantissime persone che magari hanno avuto una storia familiare, hanno dato una mano, oppure anche noi vi sono state vicine in questi anni.
Sicuramente il primo avvicinamento lo si ha da coloro i quali purtroppo hanno avuto un'esperienza che li ha portati a conoscere le realtà, ma su tutto il territorio nazionale il Veneto ancor di più è molto sensibile e quindi c'è la possibilità di contare su una platea di persone che si mettono a disposizione, di persone che ritengono nel tanto o nel poco di offrire quello che è nelle loro possibilità per poter riuscire a fare quel mare che occorre perché la ricerca travolga con le sue onde, che sono le scoperte che portano avanti i nostri ricercatori, via le malattie. Quindi tutto questo è possibile grazie ad un esercito di volontari, volontari che non si risparmiano per raccogliere fondi offrendo alla cittadinanza, alla popolazione, i prodotti, i gadget che sono messi a disposizione dalla città della Speranza. Tutti quanti insieme, grazie poi al 5 per 1000, grazie ai lasciti testamentari. Ho visto che sono saliti molto. Sono saliti significativamente perché la città della Speranza più che mai fa della trasparenza una bandiera. È una fondazione dove il 97% di quanto riesce a raccogliere viene messo a disposizione della ricerca, quindi la quasi totalità, con la possibilità di riscontrare minuto per minuto, quando si vuole e si desidera, come vengono impiegati questi fondi. Senta, volevo tornare a un evento importante che è stato anche abbastanza recente, che è stata la staffetta della solidarietà, in cui uniamo un po' i suoi due ruoli, perché la staffetta è stata conclusa anche dagli atleti dell'Arma dei Carabinieri che sono arrivati in Vaticano ed hanno incontrato anche Papa Leone XIV. Ecco, è stato un momento di grande emozione, un momento anche corale, anche quello. Anche lì abbiamo perpetrato una tradizione, perché l'Arma dei Carabinieri sono ormai quasi 15 anni che ha sposato la causa di Città della Speranza, quindi ha sempre offerto il proprio patrocinio, ma soprattutto la propria disponibilità ad organizzare eventi tipo la staffetta, che per la quinta volta, attraversando il territorio nazionale, ci ha portato in Città del Vanicato. L'incontro con il Santo Padre chiaramente è stato un momento esaltante, in un contesto giubilare che chiaramente non ci è sfuggito, e quindi tutte le tappe sono state corse dagli atleti del centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri, dalla sezione atletica, che anche quest'anno si è voluta mettere a disposizione per poter portare il messaggio di pace e di speranza dal Santo Padre. Senta, a proposito di sport, mi sembra naturale che ci sarete alle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina come associazione a dare la vostra mano. Chiaramente noi siamo presenti in tutte le realtà, come lei ha detto, e quindi anche per quanto riguarda quell'importantissimo impegno che sarà una vetrina, ci saranno i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri, che anche in questo periodo chiaramente si sono messi a disposizione. Lei ha ricordato il Temporary Store all'Ipercity, dove i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri sono a presidiarlo per offrire prodotti di Città della Speranza. Allora, ottima conclusione che unisce un po' tutto il nostro racconto di questa mattina, quindi se volete incontrare prima di tutto Città della Speranza con i suoi panettoni e i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri, c'è questo punto di contatto aperto in questo momento natalizio appunto all'interno dell'Ipercity di Albignasego. Il panettone è questo, è buonissimo, io l'ho assaggiato, quindi posso garantire che vale la pena non solo per la gola ma anche per il cuore, perché fa molto bene a Natale mangiare una fetta di panettone così. Grazie Generale Lupi di essere stato con noi, buon Natale anche a lei. Grazie a lei, tanti auguri a lei, alla redazione e a tutti gli ascoltatori. E a tutto il pubblico naturalmente, grazie e ci rivediamo domani. Buona giornata, arrivederci.